Di cartello. Alex dice sì. Alex. Sì, No, noi due. È Napoli-Juve. Fra voi due. Gianluca ed Alex. No, Juve-Napoli. Napoli-Juve. Tanto ti arriva pure a te il microfono, Alex, tranquillo. Vai. Fate un applauso, Alex. Dobbiamo fare. Giochiamo Domenica sarà una bella partita. no, così non vale, Potenza. Alex. Speriamo che la gente si diverti. No, non vale. Soprattutto quelli allo stadio da casa. Non vale. Che dobbiamo dire? Vuoi sapere come va a finire? Dai. Questo lo sa lui come va a finire. Eccolo. Perché Vabbè. conosce l'ambiente sarà una partita calda. Il Maradona sarà indubbiamente pieno. Il Napoli arriva da un momento molto positivo, si è rialzato alla grande. L'ultima vittoria a Roma è stata decisiva, insomma, per dare continuità a quello che è successo dopo la pausa. Quindi sicuramente come pronostico ha qualche punto in più rispetto alla Juve, che rimane una squadra che è difficile da battere e che verrà qui per fare la sua partita. Questo sicuramente. Poi il risultato è 1x2 come si faceva una volta, e penso che abbiamo speranze diverse, ovviamente. Spalletti ti piace però? Alex, ti piace Spalletti? Sì. Gianluca, giocami Napoli-Juve. A te ti piace? Dimmi se ti piace Conte a questo punto. Ti piace Spalletti? In questo momento mi piace Conte. Ecco, vedi? È il cuore diviso a metà, però insomma, Diciamo che una gioia, e che gioia l'ha dato anche Spalletti, se mi chiedi Napoli-Juve, da buon napoletano non ti rispondo, perché sono scaramantico. Ci credono tanto e fanno bene. Ha parlato più Alex, Ha parlato anche. Allora, Lorenzo, la